India Charlie qui Alfa Eco, inizio sequenza di fuoco. 3, 2, 1, fuoco! Questo è un Incident Command Point, è un punto di comando per agire contro quelle che sono state delle bombe caricate a qualcosa che non conosciamo ma si chiamano cariche speciali. Qui stanno lavorando i vigili del fuoco col nucleo NBCR, ci sono le ambulanze, c'è l'ASL, i carabinieri, ma soprattutto stanno lavorando gli uomini dell'8° reggimento guastatori della Folgore che appunto renderanno inoffensivi questi oggetti che sono lì da oltre un secolo. L'apparato impegna i carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, soccorritori e anche ULSS. L'area di sicurezza è notevole anche perché la grande esperienza dell'8° Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago impone che quando si maneggiano questi ordigni ci siano tutte le attenzioni del caso. In questo caso ci troviamo a che fare con ordigni a presunto caricamento speciale. Presunto caricamento speciale significa che possono essere caricati a gas asfissianti o vescicanti, i famigerati Prite e Fosgene della Prima Guerra Mondiale, oppure a caricamento fumogeno. In questo caso dobbiamo procedere a un'organizzazione dell'attività più complessa che vede anche il supporto dei vigili del fuoco, il nucleo CBRN loro, del SUEM, abbiamo la Croce Rossa Militare e diversi attori. Se vediamo uno di questi ordigni 100 mm italiano, non sappiamo a prima vista che cosa contenga da un secolo. Alcuni particolari, guarnizioni in gomma, a volte simboli dilavati dal tempo, indicano che si tratta di cariche speciali oltre all'esplosivo. In questi casi intervengono gli specialisti di CETRI, il centro tecnologico interforze che sa come agire per identificare il pericolo, a cominciare dalle radiografie dell'ordigno. Questi, italiani, erano stati sparati a Cogollo del Cengia, ad Asiago e alle pendici del Grappa, finché non sono stati ritrovati e messi in sicurezza fino alla loro ultima destinazione, ovvero il Brillamento in Val Frenzela. India Charlie qui Alfa Eco, allora l'ordigno era un fumogeno. Quindi in questo caso niente Prite ma il nebbiogeno. I proiettili a gas, per chiamare le cose con il loro nome, furono sparati a migliaia durante le offensive, soprattutto sugli altipiani. Nella Prima Guerra Mondiale, su questo fronte, specialmente nella provincia di Vicenza, troviamo spesso questo genere di ordigni. Quindi se ne ritrovano ancora potenzialmente pericolosi. L'importante è starne alla larga, segnalarli e permettere ai professionisti dell'esercito di renderli una volta per tutte inoffensivi, a tutela dei residenti e dei turisti che girano nei boschi. Un pericolo in meno e soprattutto la certezza che c'è sempre chi sa come intervenire per eliminarlo.